La notizia della sorella 17enne che ha accoltellato il fratello sedicenne perché faceva molto rumore con la sua PlayStation e lei non riusciva a studiare mi ha molto colpito. Non tanto per la narrazione di questo episodio che fa parte ormai di una violenza costante, quotidiana, che registriamo anche all'interno delle famiglie. Non dimentichiamoci che buona parte degli episodi di violenza avvengono dentro le mura domestiche, ma anche per il modo in cui si è consumato, che in qualche misura ci fanno capire quella che è la grande fragilità degli adolescenti di oggi, una fragilità che li porta ad essere aggressivi oltre ogni misura. Una coltellata, più coltellate, sferrate al fratello che oggi in prognosi riservata rischia la vita perché non si riesce a sopportare un rumore. È così semplice? È davvero così da raccontare questa storia? O dietro invece ci sono substrati anche di difficoltà, di momenti non superati, di liti in famiglia? Non c'è la voglia di discutere su come si può trovare una soluzione. Forse è tutto troppo semplice e quando accade un episodio di questo tipo, o accadono episodi ancora più gravi, penso ai suicidi degli adolescenti, penso agli adolescenti che stanno chiusi in una stanza che diventano i hikikomori, cioè chiusi al buio, attaccati al loro tablet, al loro PC, comunque in una condizione di grande solitudine, allora forse c'è da riflettere su cosa la società non è capace di fare per dare una risposta concreta. In questo accoltellamento tra una sorella e un fratello non c'è solo la musica ad alto volume della PlayStation o il rumorino fastidioso di un videogioco. Probabilmente c'è molto altro che la società non riesce più a leggere ed è questo quello su cui dobbiamo interrogarci. Che cos'è il rispetto per l'altro? Che cos'è l'idea che la vita umana ha un valore? Come riusciamo noi ad incidere in termini di educazione in una società che ha questi problemi che sono davvero molto grossi, se all'interno di una famiglia si può consumare una tragedia come quella che si è consumata a Favara?